Autoschianto lungo la Pontebana, Mauro Dal Bianco muore sul colpo a 56 anni dopo l'impatto con un'auto a San Vendemiano, famiglia sotto shock, lascia 3 figli, oggi si ricordano in tutta Italia le vittime delle strade. Principio di incendio all'alba, l'ex Gran Casa di Villorba, una guardia civis scopre giacigli di senza tetto che avevano acceso un fuoco per scaldarsi nella notte, danni ingenti ma nessun ferito sul posto, i vigili del fuoco. Inaugurata questa mattina a Possagno una lapide a un colonnello dell'RSI, presente anche l'ex senatore Antonio Serena, l'autorizzazione avuta dalla prefettura insorge l'ampia una provocazione politica. La denuncia di una 57enne di Susegana, io dimessa dal pronto soccorso con una diagnosi di ascesso ma era una trombosi scoperta solo dopo una visita privata all'ULSS, un difetto di comunicazione. Ci scusiamo, il medico ha fatto le giuste valutazioni, decine di post bloccati dal presidente del gruppo social Furti in Corso per il rischio di istigazione alla violenza, tante le donne che chiedono come ottenere un porto d'armi. Moltiplicate le richieste di cassa integrazione con la crisi dell'automotive, Acquero, 40 operai a rischio licenziamento, preoccupazione per il settore del tessile, tante le aziende che nel Montebellunese si occupano di ciò. Oltre 14.000 volontari impiegati ieri in Veneto per la colletta alimentare che permette a più di 400 organizzazioni volontarie di sostenere oltre 85.000 persone. Sport, il calcio, continua l'ottimo momento del Treviso che in trasferta batte 2-1 i bergamaschi del Villavalle e resta a ridosso della vetta in campionato. Buonasera, bentrovate, bentrovati, edizione di Treviso dei nostri telegiornali. Come avete sentito in apertura, l'ennesima tragedia sulle strade della Marca. Mauro Dal Bianco è la 55esima vittima in questo 2024 delle strade, l'incidente all'alba a San Vendemiano. San Vendemiano, l'incrocio di via Cadore e la statale 51, teatro nelle prime ore della mattinata dell'ennesima tragedia della strada. A perdere la vita Mauro Dal Bianco, 56 anni. Erano circa le 6:15 del mattino quando stava percorrendo a bordo del suo scooter la statale in direzione Treviso, forse per raggiungere la fabbrica dove lavorava. Originario di San Fiore, abitava nella frazione di Castello Roganzuolo. L'impatto violentissimo con una Subaru guidata da un 32enne di Conegliano. La dinamica è ancora al vaglio degli inquirenti, ma dalle prime ricostruzioni sembrerebbe che l'auto abbia improvvisamente svoltato all'incrocio dopo il cavalcavia, mentre il 56enne a bordo del suo scooter percorreva la statale in direzione Treviso verso Santa Lucia di Piave, tagliandogli la strada. Per Mauro Dal Bianco, deceduto sul posto, non c'è stato nulla da fare. Il lunotto della Subaru rossa guidata dal 32enne sfondato come i finestrini laterali, lo scooter finito sotto al guardrail. Attonita la comunità di San Fior nella giornata in cui si commemorano le vittime sulle strade. Mauro Dal Bianco è la 55esima del 2024, un trend in aumento secondo i dati della provincia rispetto al 2023. Oltre al cordoglio per la famiglia, poi è chiaro che rimane un vuoto che per i cari non è colmabile. Di esempi ne abbiamo troppi nel nostro paese, ma credo che ne abbiamo troppi in tutta quanta la provincia. Noi abbiamo delle strade in cui vogliamo sempre corre di più, il traffico è grande, vogliamo sempre far più in fretta, deviamo poi per stradine o non stradine, e quando succedono queste cose qui siamo tutti a pensarci, ma è sempre troppo tardi. Mauro Dal Bianco lavorava da anni alla DB Mec di Santa Lucia di Piave, dove era impiegato come operaio turnista. Conoscenti e vicini di casa lo ricordano come una persona estremamente disponibile, solare, con la passione per le cose manuali, dedito al lavoro tanto quanto alla famiglia. Lascia la moglie Margherita e 3 figli tra i 20 e i 30 anni, il più piccolo ne aveva da poco compiuti 22. Sul luogo dell'incidente, oltre ai sanitari del SUEM 118 che hanno preso in carico anche il 32enne che non verserebbe in gravi condizioni, anche una pattuglia del nucleo radiomobile dei carabinieri per eseguire i rilievi di legge e accertare la dinamica, oltre ai colleghi di Susegana che si sono occupati della viabilità di via Cadore, chiusa al traffico per la messa in sicurezza e riaperta in senso alternato fino al termine delle operazioni. Incendio questa mattina all'ex Gran Casa di Villorba in via Fratelli Rosselli. A dare l'allarme e chiamare i vigili del fuoco un vigilante della Civis che ha visto il fumo e scoperto alcuni giacigli abusivi con materassi e coperte. All'interno dello stabile sarebbe stato acceso un fuoco per scaldarsi dal freddo. Sul posto, quando sono arrivati i vigili, non hanno trovato nessuno. I vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza l'area. Le indagini sono in corso perché i danni sembrerebbero ingenti. Un'escursionista di 66 anni di Montecchio Precalcino è stata soccorsa oggi poco dopo le 13 da un elicottero del SUEM 118. Si è sentita male mentre con il marito stava cercando di raggiungere Cima Grappa. Dopo un primo tentativo di rianimazione è stata portata all'ospedale di Castelfranco dove ora si trova ricoverata.
Andiamo a Possagno per l'inaugurazione di una lapide in ricordo di un ufficiale dell'RSI. Presenti i membri dell'Associazione Caduti dell'RSI e l'ex senatore Antonio Serena. La rabbia dell'ANPI, noi all'oscuro fino all'ultimo, dicono questa è una pura provocazione politica. Sentiamo. A Possagno è inaugurata una lapide in memoria di Enrico Dell'Uva, tenente colonnello della Repubblica Sociale Italiana ucciso a colpi d'arma da fuoco nel 1944 nell'albergo Soccar, dove aveva preso residenza per un periodo e fuori dal quale la targa è stata deposta. Presenta alla commemorazione anche l'ex senatore Antonio Serena. Abbiamo deciso di dedicare questa cosa perché lì è stata dedicata una lapide 80 anni fa al suo assassino, a quello che ha contribuito con la squadra di partigiani del Grappa a fare questo attentato. Era una persona degnissima, solo che hanno colpito lui, i Grappa, i gruppi di azione partigiana, per dare l'esempio. Il via libera alla realizzazione della lapide commemorativa autorizzato dalla prefettura. Presenti sul posto un gruppo di cittadini membri dell'Associazione Caduti dell'RSI, ma anche a distanza una delegazione dell'ANPI territoriale. Un fatto, la deposizione, infatti, che sta facendo discutere, che trova nella ricostruzione della storia dell'uccisione del colonnello visioni contrastanti. Chiara la posizione di ANPI. Possiamo anche identificarla come un'operazione gappista, cioè condotta da un comando per eliminare l'avversario, però sta perfettamente dentro una logica antifascista, una logica diretta a combattere chi occupava in quel momento l'Italia, realizzando la positura di una lapide a pochi metri, a 200 metri, da dove era stato impiccato un partigiano, Leo Menegozzo, dopo il restauramento del Grappa. Questa noi la consideriamo una provocazione. Non una questione politica per l'ex senatore Serena, dunque, ma un dovere storico. Non siamo noi che siamo noi che siamo in ritardo, è il comune che doveva essere in ritardo. E abbiamo avuto anche parecchie difficoltà. Sono 2 anni che il nostro presidente dell'associazione cerca di mettere questa lapide in ricordo. E avevamo espresso la nostra assoluta contrarietà a che venisse realizzata una lapide per Dell'Uva. La cosa era avvenuta attraverso, secondo noi, è avvenuta a livello governativo, cioè perché da chi dipendono i prefetti? I prefetti dipendono dal governo, dal Ministero dell'Interno, e quindi sappiamo chi c'è al governo adesso, e quindi secondo noi è un'operazione fortemente politica. Dimessa dal pronto soccorso con una diagnosi di ascesso, ma era in realtà una trombosi. La denuncia ai nostri microfoni. Io mi sono recata in pronto soccorso perché avevo male a una gamba, avevo un grumetto e mi hanno dimesso con una diagnosi di un ascesso. Avevo una ecografia che avevo già prenotato per salvaguardarmi e mi è stato detto dal dottore che mi ha fatto l'ecografia che avevo una trombosi venosa profonda dell'arteria safena. Mandata a casa dal pronto soccorso con una diagnosi di ascesso, ma era una trombosi. La denuncia ai nostri microfoni arriva da Susegana. La signora Maria Rosa si era recata al pronto soccorso per dei forti dolori alla gamba. Mi hanno detto che all'inizio era una ciste, dopo era un ascesso. Non hanno fatto una ecografia, non hanno fatto un prelievo del sangue, mi hanno siringato per 4 volte spruzzando un po' di ghiaccio per anestetizzare la parte. Dalla siringa non è uscito niente, il fatto è che mi sono qua a casa ammalata con una trombosi e non posso neanche camminare. Dopo la dimissione dal pronto soccorso la gamba della signora continuava a gonfiarsi, il consiglio di mettere ghiaccio per il sospetto ascesso in attesa dell'incisione, ma i dolori continuavano. Preoccupata ha deciso di richiedere un'ecografia in libera professione. Pagando 80 euro e dicendomi che non c'era posto si andava a aprile. Puntando lo strumento nella gamba mi ha detto subito che c'era una trombosi della vena safena profonda. Stare a riposo, iniziare subito le punture di eparina nella pancia e con la borsa all'acqua calda nella gamba e andare subito direttamente dal mio medico, se no partiva un embolo. E invece al pronto soccorso le avevano consigliato del ghiaccio? Ghiaccio sì, mettere ghiaccio per contenere l'ematoma.
Si trova ora a casa con il marito affetto da sclerosi multipla e lei che ora fatica a stare in piedi con una prognosi di mesi a solo un anno dalla pensione. Lo sfogo della signora. E sorvolano su certe cose che dovrebbero andare più profondamente, perché non siamo cavie, siamo esseri umani. L'appello alle persone che dovessero trovarsi nella sua situazione. Fare attenzione a chi si trova in pronto soccorso e non avere paura di denunciare i fatti che succedono sulla propria pelle. Non ho altro da dire. Dopo la denuncia arriva presto la risposta dello SDUE. Noi ci scusiamo con la signora, però mi piace anche puntualizzare questo. Non è che la sanità non funziona, la sanità veneta e trevigiana funziona soprattutto in questi casi. La signora è arrivata, io ho qui il verbale quindi del pronto soccorso perché cerco sempre di parlare con nozioni di causa e soprattutto sono medico, quindi mi permetto di fare qualche valutazione. Allora lei ha fatto una prima visita, giustamente il medico del pronto soccorso ha chiesto una visita chirurgica. Il medico giustamente pensava un flemmone oppure una ciste oppure ovviamente un ascesso, perché le caratteristiche, lo dico in termini scientifici, rubor calor tumor dolor, come dicevano i latini, cioè il calore può essere molto legato a un flemmone. E quindi lo avrei fatto anch'io con tanti anni di esperienza, però siccome è stata una persona intelligente, cosa ha scritto? La paziente avrebbe in programma un'ecografia parti molli programmata per lunedì mattina. Se non diremente e non miglioramento clinico si consiglia un ecodoppler, quindi il medico, il chirurgo, di fronte a una situazione ancora non chiara ha consigliato un ecodoppler. Quindi sostanzialmente mi scuso la signora, forse una cattiva interpretazione, la solita comunicazione che ogni tanto non è così fluente, però sicuramente il medico dal punto di vista in scienza e coscienza non ha sbagliato. Quindi mi sento di dire che la sanità veneta funziona, perché anche stavolta è stata fatta una diagnosi con un dubbio, giustamente, i medici non sono né automi, non sono computer, analizzano quello che vedono e giustamente il medico ha detto forse serve anche l'ecodoppler e lo avrebbe comunque richiesto nel momento in cui la signora avesse manifestato ancora dei sintomi che non erano riconducibili al flemmone. Quindi mi scuso a nome di tutta la sanità trevigiana, però non c'è stato un errore da parte del medico. Voltiamo pagina, parliamo di furti, gli ultimi la scorsa sera tra Cordignano, Orsago e Conegliano, un'emergenza senza fine che sta mettendo in luce il desiderio sempre più forte di farsi giustizia da soli. A confermarlo la voce della community di furti in corso, Cristian Demma. Ieri l'altro c'era un post dove una persona ha detto sto facendo le carte per il porto d'armi, era una donna. La cosa strana è che anche altre donne sotto dicevano spiegami come fare che lo faccio anch'io. Quindi ho dovuto bloccare tutto. Di post bloccati sul gruppo Furti in Corso, attivo ormai da 10 anni e con oltre 20.000 iscritti, ce ne sono ogni settimana. A farlo è lui, Cristian Demma, il presidente. Violano le regole del gruppo che vieta l'incitazione alla violenza. Sono però un dato da non sottovalutare. Questo da cosa dipende? Da questo senso di impunità che c'è. Così come da non prendere sotto gamba è il boom di nuovi iscritti, 2.400 le richieste arrivate a Demma nell'ultima settimana. Un lavoro importante anche perché tra chi cerca di iscriversi ci sono anche, e lo conferma il presidente, diversi malintenzionati. Quanto facile sarebbe cominciare a segnalare un tentato furto in una zona per poi andare da un'altra parte. Ogni tanto rido da solo perché vedo dei cognomi molto famosi nell'ambito delle truffe e dei furti che provano a entrare, quindi non nascondono neanche il cognome. Una marca senza tregua. I ladri hanno colpito la scorsa notte a Cordignano entrando nella villetta di una coppia per spostarsi poi ad Orsago, Vittorio Veneto e Conegliano. Non c'è un giorno ad oggi, da quando è partito il cambio dell'ora, in cui c'è stata una pausa. Eppure la contabilità in mano alle forze dell'ordine non sta rilevando un'escalation di tale portata, proprio perché in almeno un caso su 3 non si denuncia. A Cordignano il sindaco Roberto Campagna ha annunciato pattuglie serali della polizia locale in collaborazione con l'Arma dei Carabinieri. Forze dell'ordine, come sottolineato dal procuratore Marco Martani, che però non hanno le risorse per seguire tutte queste indagini. Torna a rivolgersi al ministro Carlo Nordio, trevigiano, Demma, con la richiesta di un incontro già formulata diverse volte, ma rimasta fino ad oggi inascoltata. Voglio assolutamente avere l'opportunità di parlare con il ministro Nordio. Il gruppo è di più di 20.000 persone e non è possibile secondo me non ascoltarci più. Il ministro Nordio, 2 minuti, 2 parole, perché così ci spiega perché non è possibile fare una certezza della pena in un momento del genere dove la gente glielo chiede in ginocchio.
E ora la pagina economica con la crisi dell'automotive, 40 i posti a rischio in un'azienda metalmeccanica di Quero. Intanto il settore del tessile del Monte Bellunese è in sofferenza. Abbiamo tutte le nostre aziende che fanno componentistica che di fatto stanno cominciando a soffrire e siamo estremamente preoccupati perché temiamo che per il futuro questa crisi venga ancora incentivata. La crisi dell'automotive cala la scure anche sulle aziende della marca, dalle componenti fino agli interni, con il settore del tessile caratterizzato in queste ore da un numero di cassa integrazione senza precedenti. Se il comparto è arrivato ad un drammatico livello di criticità anche a causa del taglio dei fondi, le ricadute del fallimento di piani industriali legati agli stabilimenti italiani sono evidenti anche in Veneto. Una delle prime aziende a pagarne le conseguenze è la Edim di Quero del gruppo Bosch. Sono 40 le posizioni lavorative su 80 a rischio a Belluno. Cassa integrazione anche per le aziende tessili del distretto del Monte Bellunese che si occupa degli interni. Una delle denunce, una delle richieste forti che ha fatto la CISL al governo è quello di reintegrare sulla legge di bilancio i soldi appunto per tutto il settore dell'automobile. Sul caso Berco, nuovo tavolo ministeriale fissato al 25 di novembre, i tempi sono strettissimi. L'aiuto che deve arrivare con forza è da parte del governo, ma anche naturalmente da parte dell'azienda, è una rivisitazione della produzione con una serie di incentivi per potersi poi riposizionare sul mercato. La CISL di Treviso torna a ribadire intanto il suo no allo sciopero del 29 novembre contro la manovra annunciato da CGIL e UIL. Sulla legge di bilancio ci sono due risultati molto importanti che sono il frutto poi di continue richieste che la CISL ha fatto in questi mesi, che è il taglio del cuneo fiscale e l'accorpamento delle prime due aliquote IRPEF, che adesso si apre tutto l'iter parlamentare della legge di bilancio e una delle robe che abbiamo deciso di fare come CISL è quella di essere presenti costantemente sui tavoli, sulle riunioni, cioè, in modo che non succeda che poi cambi qualcosa o ci perdiamo qualcosa. Ipotesi terza corsia del PUT a Treviso, 8 associazioni insieme per difendere mura e bastioni. Si parla di questa terza corsia, ovviamente la terza corsia dovrà prevedere un ampliamento del sedime stradale. La nostra è solamente, vuole essere una raccomandazione che prima di poter procedere con questo progetto definitivo si faccia attenzione a non invadere il sedime del sistema bastionato. La linea tratteggiata corrisponde indicativamente alla posizione della seconda cinta muraria a 32 metri dalle attuali mura. Scavi archeologici e indagini condotte pochi anni fa hanno accertato la presenza della seconda cinta muraria a Treviso integra e oggi interrata. In rosso il sedime ipotetico della terza corsia che l'amministrazione comunale avrebbe intenzione di realizzare per snellire il traffico lungo il PUT, consentendo ai mezzi pubblici di avere una loro corsia preferenziale. È l'associazione Treviso Sotterranea, in alleanza con altre associazioni del territorio, 8 in tutto, tra i quali Lions, Rotary e FAI, a pubblicare questo studio. Per la prima volta nella storia della città abbiamo qui riunite 9 associazioni, ci sono altre associazioni che vorrebbero farne parte e sostanzialmente la nostra è una coalizione che ha come denominatore comune l'importanza della tutela del sistema bastionato, perché a Treviso il sistema fortificatorio rinascimentale di Treviso non è composto solamente dalla cortina muraria, dal fossato e dal terrapiano interno, ma da altri elementi che attualmente possono non essere visibili a causa di un'alterazione che è avvenuta nel corso della storia. Dal 1500 al 1900 un sistema visibile e integro rimasto intatto tra Porta Santi 40 e Porta San Tommaso, interrato poi per realizzare un anello esterno di comunicazione all'inizio del Novecento. Quello che vorremmo proporre è di cercare di conservare il più possibile lo stato dei luoghi anche non visibili, alterati appunto dal punto di vista della percezione, per poter in un futuro recuperare integralmente
almeno nella parte ancora recuperabile, tutte le parti nascoste in modo da estendere quell'aspetto di bellezza che caratterizza proprio la città di Treviso. Pronti a sedersi attorno al tavolo accanto all'amministrazione comunale di Treviso, che alle mura ha dedicato una parte dei fondi del PNRR. Completo restauro delle mura, riqualificazione delle aree verdi e dell'opera idraulica disegnata da Fra Giocondo per un totale di 6 milioni di euro. Qualche istante di pubblicità, ci fermiamo tra poco. Eccoci tornati in diretta a TG Treviso, proseguiamo con le notizie. Torna la pagnotta dell'abbraccio, progetto solidale per sostenere la lotta contro la violenza di genere. La pagnotta che sbriciola la violenza. Torna per il 4º anno consecutivo la pagnotta solidale dal 20 al 25 novembre in vendita nei panifici che aderiscono all'iniziativa per sostenere la lotta contro la violenza di genere. Ogni pagnotta venduta, €1 verrà dedicato ai 5 centri antiviolenza della provincia di Treviso che sono collegati all'ULSS 2 e sono Treviso, Quinto di Treviso, Montebelluna, Castelfranco e Vittorio Veneto. È un pane molto semplice, però ha degli ottimi ingredienti ricercati, viene intrecciato, sono 2 filoni intrecciati. Nell'impasto c'è il pomodoro che identifica la campagna contro la violenza sulle donne. Il sacchettino del pane veicola informazioni, c'è il 1522 che è il numero nazionale per le denunce. I dati sono in aumento perché c'è più consapevolezza, la rete dei servizi funziona, è cresciuta, sono 5 i centri antiviolenza a Treviso e quindi le donne denunciano. Devo dire che l'impegno in ottica di presa in carico è anche un impegno invece in prevenzione, quindi si stanno moltiplicando le iniziative per far conoscere e soprattutto supportare le donne nel difficile percorso di uscita dalla violenza. Coinvolgiamo la cittadinanza della provincia di Treviso e anche l'istituto scolastico in maniera che anche le scuole possano avere la possibilità di fare educazione e prevenzione. Quest'anno l'abbraccio che sbriciola la violenza partecipa al concorso OFF dell'eredità delle donne diretto e condotto da Serena Dandini, quindi avremo una visibilità non solo provinciale ma nazionale. Attorno alla pagnotta all'abbraccio, domenica 24 novembre dalle 10:30 si riuniranno vertici delle istituzioni per riflettere, proporre e fare squadra nella lotta alla violenza di genere, una piaga che richiede un approccio collettivo e che riguarda l'intera comunità. Oltre 200 persone sono arrivate a Zero Branco questa mattina per la manifestazione Amore senza lividi, una camminata di 6,5 km organizzata per esprimere sostegno a tutte le vittime di qualsiasi tipo di violenza. L'evento è stato organizzato dalla Polisportiva di Zero Branco Nordic Walking, che insieme all'amministrazione comunale ha raccolto donazioni in favore del centro antiviolenza delle donne libere di Quinto. I partecipanti, in collegamento con altre 40 città italiane, erano stati invitati a vestirsi di rosso. Li vediamo nelle immagini, colore simbolo della campagna contro la violenza di genere. E continuiamo a parlare di solidarietà. Sono stati oltre 14.000 i volontari impiegati in tutto il Veneto per la colletta alimentare che permette a più di 400 organizzazioni volontarie di sostenere oltre 85.000 persone in difficoltà. Sul cappello che noi portiamo c'è una lunga penna nera che a noi serve da bandiera su bei monti a terra correrà. Hanno cantato ancora una volta per la solidarietà gli alpini trevigiani, quella per la colletta alimentare con la raccolta all'uscita dei supermercati. E qui al panorama di Castrette in tanti hanno risposto all'invito del Banco Alimentare delle Penne Nere. Ogni volta che cantate qualcuno vi regala qualcosa? Sì, sempre, anche perché ricordo che in sezione abbiamo 7 cori e facciamo un po' di promozione anche perché siamo sempre dalla parte di chi ha bisogno. Un sostegno che è in difficoltà che in tanti hanno dato concretamente. Anche se io sono una persona sola, per esempio vivo con uno stipendio, però mi ritengo fortunata perché comunque rispetto ad altri penso di avere tanto.
per cui ho pensato ogni volta che c'è questa iniziativa io aderisco sempre, magari non è tantissimo ma è un po' una goccia come in un mare che può aiutare delle persone. Diversi viaggi fatti dal furgone degli alpini verso i magazzini del Banco Alimentare, segno di una forte sensibilità delle comunità trevigiane. Ma la solidarietà alpina continua con altre iniziative, come quella dedicata alla giovane Marta Mazzucato. Il 23 di novembre presso la chiesa di Catena di Villorba i gruppi del sesto raggruppamento in collaborazione con il coro Scarpon femminile di Spresiano organizzano un evento corale per Marta Mazzucato, una ragazza del nostro territorio colpita nel 2020 da emorragia cerebrale. Attualmente a casa Marta ha una necessità di assistenza continua, il motivo per cui ci troviamo a cantare per lei è anche questo. Signora, lei lo sa che adesso il premio le fanno un canto? Grazie. Cosa gli cantate? Madonnina da riccioli d'oro. Non sono tanto La riccia. scolpita su un tronco d'abete, un bel pastorello. All'altare di quella cappella lei guarda la valle. Poi qualcuno colori e pennello l'ha un di pitturata. Ora è il simbolo di ogni viandante che passa di là. A Campea il comune di Miane sta ricordando un suo grande scultore a 220 anni dalla nascita. Marco Casagrande, definito l'altro Canova, ha impreziosito con la sua arte diversi luoghi dell'Europa asburgica. Il nostro illustre cittadino Marco Casagrande è stato un artista di straordinario talento e di non altrettanta fortuna. È una delle statue dello scultore patriota, oggi dimenticato dai veneti e dalla storia. Marco Casagrande, per molti l'altro Canova, per l'arte che esprimeva nelle sue opere neoclassiche. E a Campea di Miane l'amministrazione comunale ha organizzato una mostra che ripercorre la sua produzione artistica a 220 anni dalla nascita. L'abbiamo un po' rispolverato, tolto dall'oblio un po' artistico e storico, perché fa parte non soltanto della nostra identità ma del nostro patrimonio culturale e storico. Tante le opere che impreziosiscono chiese e cappelle della sinistra Piave, ma Marco Casagrande è stato soprattutto scultore in Ungheria, dove nel corso dell'Ottocento produsse veri e propri cicli marmorei dedicati alla fede. Un successo che si interruppe quando nel 1848 simpatizzò per i moti rivoluzionari dell'epoca e da Veneto con la Repubblica di San Marco di Daniele Manin. Nel 1848 anche in Ungheria come nel resto d'Europa vi furono dei moti insurrezionalistici e lui, da bravo italiano, simpatizzò immediatamente per i rivoltosi. Così quando gli Asburgo ripresero il controllo dei territori in Veneto come in Ungheria, Marco Casagrande venne epurato. L'establishment asburgico che gli comunica di non essere più persona gradita. Marco Casagrande torna nella casa di famiglia a Cison, dove in difficoltà economiche e dimenticato da tutti scompare nel 1880. Una storia dimenticata che rivive in questa esposizione fino al 24 novembre all'interno della chiesa di Campea. Un progetto che poi proseguirà con l'obiettivo di far conoscere l'arte di questo scultore patriota in tutto il Veneto, ma non solo. La nostra idea è quella di riproporre, rifare una nuova pannellistica per poterla poi portare e proporre anche in altre zone, nelle zone appunto toccate da Marco Casagrande e perché no fino ad arrivare anche in Ungheria. E ora allo sport, è stata sospesa la partita del campionato veneto di prima categoria, Vigor contro Altobello Aleardi, Barche per un malore accusato dall'arbitro Aimane Tamani. Il direttore di gara, fischietto della sezione di Conegliano, si è sentito male durante l'intervallo del primo tempo, era già successo la scorsa settimana, è stato portato all'ospedale di Portogruaro dove si trova ricoverato per accertamenti. La partita fermata sull'1-0 per la squadra di Cinto Caomaggiore è stata rinviata a data da destinarsi. E continuiamo con lo sport, il calcio continua la scia positiva del Treviso che in trasferta nel Bergamasco sul campo del Villa Valle vince con un 2-1, partita ricca di emozioni conclusa con il successo in rimonta della formazione bianco-celeste sotto di un gol nel primo tempo, recuperato poi con i gol di Aliù e Beltrame.
E ora invece passiamo al nostro servizio storico, come di consueto ogni domenica. In questi giorni di forte contrapposizione tra magistratura e governo su ruoli e responsabilità, uno spunto di riflessione può avvenire dal nostro passato, quando quasi 40 anni fa gli italiani avevano votato al referendum il sì, che poneva il tema della responsabilità civile dei giudici. Palazzo di Giustizia il giorno dopo. Sulla responsabilità civile dei magistrati si è giocata una parte importante, forse preminente in queste settimane di campagna referendaria. Nelle austere stanze e nei corridoi dei tribunali la vicenda è stata naturalmente seguita con grande attenzione. Oggi la nostra telecamera ha percorso il corridoio della Procura. Obiettivo: lo studio del sostituto procuratore Domenico Labozzetta, un magistrato sempre in prima linea, protagonista in passato di scottanti inchieste. Ci ha ricevuto con molto garbo, aveva aperto la polemica con una dichiarazione a favore del no settimane addietro ed ha accettato ora di commentare la vittoria del sì. Il messaggio che veniva inviato agli elettori era quello non specifico sui problemi e le carenze o i motivi per cui la giustizia non funzionava, ma piuttosto se la magistratura avesse agito bene o avesse agito male in questi ultimi anni nei confronti del rispetto dei diritti e delle libertà delle persone. Di fronte a un giudizio così sommario e generico i cittadini hanno risposto sì, ma nello stesso modo di come un cittadino avrebbe potuto rispondere sì se era giusto che tutti i cittadini pagassero meno le tasse. È chiaro che a un quesito di questo genere il cittadino non avrebbe che potuto rispondere sì, ma salvo poi a verificare nel particolare se e come dovessero essere differenziati i pagamenti delle tasse. Secondo lei come andranno le cose? Ma ci saranno delle grosse complicazioni, almeno se non si interviene nel senso di una razionalizzazione di questo nuovo sistema, perché è bello dire anche i giudici devono essere responsabili come tutti gli altri cittadini. Però c'è il grosso problema della peculiarità dell'azione della funzione giudiziaria, cioè il giudice nel momento in cui si espone a una responsabilità patrimoniale nei confronti di una parte in giudizio, finisce di essere giudice e diventa egli stesso una parte. Ecco, allora la nuova legge che dovrà essere fatta, perché su questo sono tutti d'accordo, deve tener conto di salvaguardare questa funzione del giudice nel momento del giudizio. In sostanza non si ha paura di dover pagare per errori che possano essere commessi, ma si ha soltanto paura di non poter esercitare più la funzione giustizia. Su qualsiasi valutazione in sede di commento ognuno può concordare o dissentire, ma sul fatto che ora il legislatore debba intervenire con urgenza e chiarezza è difficile non essere d'accordo, ed il tempo non è molto. 4 mesi per i nostri politici non sono molto più di un batter di ciglia. Si chiude così per questa sera il telegiornale di Treviso. Grazie per essere stati in nostra compagnia. Subito dopo appuntamento con il meteo. A tutti l'augurio di una buona serata. Arrivederci.